Pescatori pronti alla marcia su Rovigo. Con il rinnovo di 15 anni delle concessioni la vicenda sembrava finita bene, ma la provincia appare incerta. Questo giovedì ci sarà il Consiglio. Protesteranno davanti a Palazzo Celio il 3 settembre in più di 3.000 contro la provincia ed il suo presidente Ivan Dallara per chiedere ancora una volta la concessione di diritti esclusivi di pesca per 15 anni nelle zone lagunari del Delta del Po, per ora bloccata. Dagli anni 90 quella convenzione è sempre stata rinnovata ogni 3 o 5 anni, ma a maggio, proprio quando la provincia diede il solito sì al rinnovo, una società immobiliare chiese di bandire una gara. Da allora è stallo con una continua battaglia di pareri legali. Si cercò di far rientrare il caso nella fattispecie delle concessioni demaniali di 15 anni previste dalla legge di bilancio 2019, ma a nulla è servita la risposta favorevole dell'Avvocatura di Stato, che sarebbe blanda e non pertinente. Il presidente del Consorzio Pescatori del Polesine, Luigino Marchesini, ha chiesto quindi lo stop totale delle attività per organizzare un maxi sit-in sotto la sede della provincia di Rovigo. Secondo Marchesini, nel prossimo Consiglio, previsto per questo giovedì 22 agosto, si negherà la proroga prolungata di 15 anni e sarà proposta una convenzione limitata di un anno. Un tempo troppo breve per programmare investimenti significativi nel settore e un rischio per le 1.500 famiglie che vi lavorano. Una vera e propria presa in giro, incalza Marchesini, che ha chiesto le dimissioni del presidente della provincia, Ivan Dallara. Da parte sua, Dallara si dice invece dalla parte dei pescatori. Il no alla proroga di 15 anni non è una mia scelta, ma l'unica possibile, spiega. Non ci sono norme che me lo consentano. I pescatori temono che dopo l'anno si possa andare a bando, in quel caso 1.500 lavoratori rischierebbero il posto e potrebbe rimetterci l'intera filiera ittica riconosciuta a livello nazionale. Il titolo poi include lo sfruttamento delle tipiche vongole deltizie, che conta un giro d'affari di oltre 60 milioni di euro, una cifra che fa gola a molti. Per scongiurare questo scenario saranno in più di 3.000 a manifestare il prossimo 3 settembre. Non vi parteciperà solo il comparto pesca, ma tutte le attività commerciali che vi ruotano attorno. I diritti di pesca devono rimanere qui, ribadisce Marchesini. Nel frattempo ha inviato una lettera al governatore del Veneto, Luca Zaia, per chiedere una discussione sul caso.